Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Yes baby, bentornati. Sono stanco, sto facendo l'intro l'ultimo giorno prima di partire, prima di lasciare l'hotel. Infatti c'è bordello ovunque. E niente, adesso vi metto il video di Firenze, tutto bello, carino, quindi ci sarà Firenze. Poi non lo so se farò Siena, perché ci dobbiamo andare adesso teoricamente. I miei capelli sono di merda perché ho appena fatto la doccia. Ma comunque in ogni caso guardatevi il video. Spero di aver messo Siena, Grosseto e Massa Marittima. Non l'ho messi perché non ho vloggato, è una sega perché siamo andati nei boschi. Guardatevi il video, ciao. Bella, ok. Siamo a Firenze, è la prima parte che registro questa qui. Uso, vuoi salutare? Assolutamente no. Ok, perfetto. Uso non vuole salutare. Allora, raga, lì appena andato ovunque. Tutto ciò, i prof ci hanno lasciato un'oretta per andare in giro per Firenze. E nulla, mi serve un treppiedi nuovo e forse anche la videocamera. Però questi sono dettagli. Non so che cazzo dire. Comunque il negozio della Disney è una figata assurda. Mi sembrava di essere un bambino il giorno di Natale, solo che non sono più bambino. No, era divertentissimo perché vedevi per esempio i bambini che entravano e tipo ti guardavano perché c'eravamo io e il mio amico dentro che non c'entravamo una sega perché cioè, tutti quanti bambini e poi c'eravamo noi, no? Che eravamo adulti o no? Che cazzo. E così ci hanno preso per matti probabilmente. Adesso abbiamo quanto tempo abbiamo ancora? Vediamo 20 minuti. Sbloccati, ok. 20 minuti, perfetto. Comunque adesso devo ricordarmi la strada perché se ci siamo persi a Firenze il primo, colpa mia, il primo giorno dei 4 so cazzi. Mi devi girare qua. Al massimo guardo la foto della vetrina perché quella me la ricordo. Là c'è la piazza centrale, da quel che ho capito. Cioè ci siamo passati prima però non me lo ricordo. Cioè allora non mi ricordo se ho detto che la piazza centrale o no, però mi ricordo che ci siamo passati. Raga, guardate che figo. Sono bellissimi quegli affari lì. Voglio imparare a giocare a scacchi solo per poter usare quei robi lì. Qua si dobbiamo girare perché ho visto la foto. Qui la via diventa quanto più stretta con la strada praticamente che è grande quanto i due marciapiedi messi insieme. Magari da qui non si capisce bene, ma nella realtà facciano cazzo. Comunque sono disabitati sti vie. Cioè non ci sono campanelli perché prima stavo guardando per suonare i campanelli, no? Per fare la sfida a chi suona più campanelli. Ma non ci sono dei fottuti campanelli. Per Firenze non ci sono dei fottuti campanelli. Raga, adesso ci prendono sotto perché vi ho detto siamo nella via piccola di prima e ci sono alquanto tante macchine e taxi che ci beccheranno sotto alla prima. Quindi se vedrete questo vlog sono ancora vivo, più o meno, almeno spero, a meno che non l'abbiano editato i miei amici, ma non credo. E niente, cioè è pericoloso. Prima c'era un cartello e c'era una macchina che stava arrivando e c'era il marciapiede pieno. Io mi metto tipo dietro il cartello perché vedo quelli davanti di me che passavano di fianco al cartello. Però è arrivata la macchina e tipo io mi sono bloccato, i miei amici sono andati avanti, si sono messi a ridere perché o mi facevo prendere sotto o passavo. Ho deciso, no, meglio aspettare. No, aspetta, dimenticato di aspettare. Vabbè, ho aspettato dietro il cartello, se no un taxi mi prendeva sotto. Questa era la cosa più divertente della giornata. Per il momento. La intro non l'ho fatta con sti cazzi. Questo mi ruba il lavoro. Cazzo fa le foto. Dai mo, sono io lo youtuber qua. Bella bro. È vero che qua io non capisco dove sono le strade e dove no, perché è tutto uguale, è tutto cemento. Io non capisco mai dove cazzo sono le strade. Penso che sia una piazza, in realtà è una strada. Vabbè che da me, anche se c'è la piazza, le macchine passano lo stesso, per carità, anche se ci sono i robbi per non farle passare. Però sono alquanto dettagli. Allora, mettiamo che abbiamo trovato una cazzo di terrazza. Facciamo anche
2 terrazze con questa di qua. Facciamo anche 2 terrazze con questa di qua. E siamo stati più scurati dell'albergo. Ora, sì. Ok, chiuso. Bella per Panda che ha girato di spalle, i miei capelli fanno cagare. Ah, ma tu stai filmando così? Sì. Ah, raga, siamo a Siena. Sono Sì, è bella tutti, ragazzi. incredibile. E niente, adesso. Bella, raga. Sera. Allora, abbiamo appena passato il centro dimenticati di bloccare. Bene. Adesso stiamo andando a mangiare il sushi perché è pranzo. Siamo andati a vedere la basilica. Tutto quanto interessante quel che vuoi. Però si è fatta una certa e quindi si va al sushi. Mancheranno 5 minuti. Adesso però una domanda a chi è di Siena. Quante cazzo di chiese ci sono? Cioè capisco 1, 2. Ma porca puttana. Ovunque ce n'è una, giganti. Tutte. Porco due, tutte. E non chiedetevi ancora perché sono vestite così. Comunque, cazzo, l'accento toscano è migliorato un fottio in 4 giorni, Ciao piccione. Bella. E niente. Bella. Ho appena finito di registrare il video, quello fatto bene. Quello fatto bene. C'è il letto con le luci accese a lato. Rendiamoci conto. Regà, cioè adesso vabbè, il treppiedi non c'è più. È stato tirato via dalla regia. Regia, vuoi salutare anche questo video? Prendo solo la voce. Allora sì. Buonasera. È tornata, raga, la regia anche nei videoblog. No, stavolta non c'ho voglia come prima. Ma quanto è strano Lorenzo che registra con una fotocamera 7 minuti e tutto il resto col telefono. Io farei tutto così. No, Firenze l'ho fatta con la videocamera. Quando sono andato in gita facevo ogni sera una live. Il bello è che io sono ancora in gita e ne ho fatta una sola Infatti, su 3. perché non so. Quindi adesso andate a seguire su Instagram. Visto che in questo video non mi sono spammato abbastanza, andatemi a seguire su Instagram. La regia è al